2 incidenti, 2 vittime. Questa mattina, poco prima delle 6 a Vittorio Veneto, un camion ha investito un passante che in quel momento stava attraversando la strada all'altezza di Via Piave. La vittima è Ernesto della Giustina, un 66enne vittoriese. L'uomo è stato urtato dallo specchietto del mezzo pesante, un impatto violento che lo ha fatto finire in una scarpata. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del SUAM 118 che ha recuperato l'uomo e trasportato al pronto soccorso di Vittorio Veneto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il 66enne è morto poche ore dopo l'arrivo al nosocomio. Sotto shock il guidatore del camion che probabilmente a causa di una distrazione non è riuscito a vedere il passante e a fermarsi in tempo. Ancora in corso comunque gli accertamenti e le dinamiche dell'incidente. Ieri sera alta tragedia, questa volta a Casale sul Sile, a perdere la vita Rudy Parpinel, 39 anni, residente poco lontano dal luogo dell'incidente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Treviso, l'uomo ha perso il controllo del suo scooter ed è finito dentro un canale in via Morea. Nessun testimone al momento del grave sinistro. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato il motorino ed un casco nel canale. Si sono avvicinati ed hanno visto poco distante il corpo del 39enne. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del SUAM con il supporto dell'automedica. I sanitari hanno avviato le pratiche di rianimazione, ma per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Rudy Parpinel era molto conosciuto in città, appassionato di calcio. Non conoscevo altro che conoscevo, era un grande amico. Faceva parte del gruppo nostro, del gruppo amatori calcio Casale ormai da 2 anni. Un ragazzo d'oro, un ragazzo d'oro. Viveva con la madre, ci racconta l'amico. Stava andando ad annaffiare le piante del fratello che è in vacanza. Una cosa, guarda, mi rimangono solo lacrime. Ho detto, guarda, non ho più parole, guarda. Gli accertamenti dei carabinieri hanno accertato che l'incidente è stato causato da una fuoriuscita autonoma dello scooterista.